Sì, un passo avanti, dopo il successo direi che abbiamo ricevuto per questo semplice, dolce, ma dal valore inestimabile per la causa per cui è stato creato, devo dire che oggi si mette in cammino, smuove i primi passi e abbiamo fatto, diciamo, una bella presentazione e adesso vedremo dove accompagneremo questi piccoli dolcetti, spero più lungo possibile, spero che siano veramente in tante tavole in parecchie parti del mondo. A Natale, comunque il Soroptimino si troverà su alcune tavole e vuole anche testimoniare comunque che al di là delle feste la violenza contro le donne è un tema che va ricordato. Un tema che va ricordato principalmente per le feste di Natale, a chi non c'è più per questa causa malvagia e atroce, e questo vuole essere anche un momento di riflessione nelle vostre belle tavole imbandite, assaggiando il nostro piccolo soroptimino, di avere anche una riflessione su questo tema.